Io ringrazio veramente e saluto Giuliano Flaviano, cavaliere ufficiale, già funzionario di polizia, ma soprattutto con un'associazione importantissima che sta cercando di dare, di trovare anche delle risposte, di trovare dei percorsi da fare assieme per riuscire a salvare questi ragazzi e le loro famiglie. Grazie Flaviano. Saluto anche il sindaco di Possagno, Valerio Favaro. Grazie sindaco di essere qui, perché siete voi quelli coinvolti, dove le forze dell'ordine e le famiglie bussano forse per fare rete, per capire cosa si può fare, ma anche qua c'è molto da discutere. E poi saluto Alessandro Lanteri, presidente Rotary Club di Verona. Parleremo anche di tanta solidarietà, ecco, il Rotary penso che come solidarietà non è secondo a nessuno, anzi se non ci foste dovremmo inventarvi nel vero senso della parola, perché avete i numeri e date anche con dei numeri delle somme molto importanti per l'aiuto al disagio sociale. Allora partirei proprio da Flaviano, da Giuliano Flaviano. Allora presentiamo intanto l'associazione, veloce Flaviano, perché siamo in tre. Prego. Grazie, io la ringrazio tanto. Le faccio i miei complimenti per tutto quello che lei mette in campo quotidianamente. Insomma, è all'ordine del giorno, i suoi programmi sono tutti seguitissimi. Conseguentemente mi fa molto piacere essere qui ospite da lei. L'associazione, io umilmente sono il presidente di ANSAP, ANSAP per acronimo sta Associazione Nazionale Sostenitori Amici della Polizia. La nostra origine la conosciamo, ci siamo costituiti nel 2020 tra appartenenti alla Polizia di Stato di settori abbastanza importanti, settori della Polizia Anticrimine, Polizia Scientifica, Polizia Postale, insieme a dei cittadini di buona volontà cerchiamo tuttora dopo 5 anni insomma, di portare avanti degli obiettivi che sono quelli che in buona sostanza ci siamo prefissi. Da una parte rafforzare il rapporto tra i cittadini e le forze dell'ordine, dall'altra dove ci spendiamo, oserei dire al 90%, sui disagi sociali che stanno comunque riguardando una società che sta andando verso alcune derive preoccupanti. In questo caso voglio dire è notorio quello che sostanzialmente ci porta a constatare la quotidianità, situazioni che hanno a che fare con dei figlioli che sostanzialmente si costituiscono oggigiorno definiti baby gang. Secondo me sono persone normalissime con cui andrebbe discusso, parlato, ci si dovrebbe confrontare e diciamo attraverso questa Costituzione molto spesso si va verso vandalismi, si vanno verso situazioni compromettenti che poi portano, voglio dire, gli stessi giovani in una situazione chiaramente diciamo così difficile per quanto riguarda il futuro. Noi abbiamo diciamo delle soluzioni che abbiamo un po' posto in essere, continuiamo a farle. Cosa facciamo in buona sostanza? Costituiamo dei servizi interattivi, ci confrontiamo con dei gruppi giovanili, ma anche, lo dico con serenità, con gruppi genitoriali, perché molto spesso, voglio dire, il problema diciamo, si avanza soprattutto in casa, laddove si costituisce un disadattamento familiare, una mancanza di relazione dovuta a più parametri. Nel caso diciamo così, di specie possiamo anche guardare a situazioni che stanno riguardando diciamo, ormai una mancanza di relazione tra i figlioli e gli stessi genitori su argomenti che invece andrebbero ad essere considerati laddove c'è la necessità di riportare a quegli aspetti di gioiosità, di confronto, di risposte che gli stessi genitori dovrebbero dare e non consentire ai ragazzi diciamo, di ricercarle in contesti virtuali che oggigiorno purtroppo sembrano la ricerca. Sentiamo il sindaco Favaro cosa dice, come commenta le parole di Giuliano Flaviano, che ha messo appunto nel nocciolo della questione la famiglia, non c'è niente da fare, ma se io non sono fortunato ad avere dei genitori autorevoli, cosa faccio e cosa fa questo sindaco quando si ritrova a parlare con qualcuno che non vuole sentire e ascoltare e questo ragazzo è rabbioso? Prego sindaco. Sì, sicuramente la famiglia è il luogo dove deve crescere la cultura del rispetto del prossimo e degli altri. Purtroppo il degrado della famiglia è evidente, ma per una serie di motivi a mio avviso, nel senso che diciamo che non si fa più il genitore ma si vuole fare tante volte l'amico. E sono due ruoli diversi a mio avviso, nel senso che il genitore deve fare il genitore e l'amico è l'amico. Oggi tutti si sentono appunto amici dei propri figli. A casa mia si è sempre detto che si cresce di più con un no che con tanti sì.
Oggi fatica a dire no, perché non è facile, è più facile accontentarli i ragazzi piuttosto che dire un no. Secondo me bisognerebbe ricominciare a educarli attraverso il giusto rispetto del prossimo, il giusto rispetto degli altri, con qualche no in più e con qualche sì in meno. Detto questo, comunque chi delinque o di chi si comporta in maniera non corretta rispetto agli altri voglio ricordare, una minoranza, perché la maggioranza dei giovani sono giovani che si comportano bene, che hanno la testa sulle spalle e che fanno il loro dovere. Purtroppo ne abbiamo una fetta, ahimè, crescente nell'ultimo periodo, che non lo fa. Però, ripeto, la maggioranza dei giovani e sono ragazzi che hanno voglia di fare. Guardi Sindaco, la ringrazio perché io lo dico tutte le mattine, purtroppo la visibilità ce l'hanno quei pochi che delinquono, invece quei bravi che si comportano bene e cercano di aiutare anche voi sindaci mettendosi in prima linea. Purtroppo questi sono i messaggi che vedono a casa e io non sopporto sentire, ho paura di uscire alle 4 del pomeriggio perché chissà cosa trovo. Sì, ma devi avere paura anche in casa perché magari ti arriva il ladro. Ecco, capite che veramente questi messaggi sono devastanti per la popolazione che non riesce a difendersi, non c'è niente da fare perché abbiamo delle leggi che dovrebbero essere o applicate o modificate. Sentiamo anche cosa ne pensa Alessandro Lanteri, ecco, questo Rotary che sta cercando invece di portare anche un po' di giustizia nelle fragilità. Prego, Presidente. Il Rotary sta cambiando pelle ultimamente, si sta impegnando anche con una campagna di fundraising, raccolta fondi, da fare con i soci Rotary, con le associazioni di volontariato e con gli enti locali, quindi anche il sindaco, anche l'associazione possono essere coinvolte da Rotary per queste azioni, per portare nelle scuole un messaggio nuovo. E cosa intendo come messaggio nuovo per le scuole? Noi a Verona stiamo promuovendo il Monte Baldo Patrimonio dell'Umanità e il Monte Baldo sapete benissimo che è metà trentino e metà veronese. Quindi abbiamo cercato di prendere le eccellenze trentine nelle scuole e le portiamo nelle scuole veronesi. Cosa sono queste eccellenze trentine? Il trentino insegna ai docenti come portare i ragazzi a formare in ogni classe una cooperativa scolastica. Quindi i ragazzi buttano via il bullismo, buttano via le tensioni, si mettono insieme per fare progetti positivi per il territorio. Questo vuol dire partire dall'origine, cioè non arrivare a risolvere i problemi quando già si sono incancreniti, ma partire dall'origine aiutando i ragazzi a costruirsi un loro modo di essere che potrà continuare anche poi nel lavoro. Quindi secondo me questa è un'impostazione che anche il sindaco potrebbe ben adottare. Io sono a disposizione per diffondere questa conoscenza che secondo me è strategica per i giovani. Bello, bello questo messaggio, grazie Presidente. Sentiamo come lo commenta Giuliano Flaviano, soprattutto ecco, questa paura, queste zone rosse nei centri storici, questa paura di uscire, questi giovani che veramente con questa rabbia usano questi coltelli senza neppure capire che magari diventa veramente un problema enorme anche per loro, perché poi si va a finire in carcere e là veramente forse dovresti riflettere un po' prima, fare prevenzione sulla sicurezza. Cos'è la prevenzione e come si fa a fare sicurezza con la prevenzione, Flaviano? Lei che sei... Ma io indubbiamente voglio dire su questo fenomeno diciamo si deve agire intanto con prevenzione, ma io la prevenzione non la intendo per quanto mi riguarda soltanto quella dei controlli o comunque delle attività che vengono svolte. Faccio una parentesi su questo perché ultimamente si è molto discusso di queste zone rosse, di queste necessità che si hanno di sicurezza. Io guardi, ho un'esperienza 42ennale diciamo di polizia, voglio dire, posso permettermi di giudicare anche quelli che sono alcuni momenti storici epocali che stanno riguardando. Per quanto riguarda il territorio stesso della città di Treviso posso tranquillamente dire che è una città sorvegliatissima. Noi abbiamo una situazione, diciamo, le forze dell'ordine si dimostrano all'altezza, sono sempre pronte lì diciamo, a caratterizzare i necessari controlli e a determinare quelli che sono i risultati. C'è un questore di altissimo livello a Treviso, la dottoressa Simona Alessandra, già autrice di progetti importanti per la pubblica sicurezza.
Abbiamo un prefetto sensibilissimo a queste problematiche che si spende quotidianamente con vari interlocutori. Credo che la questione, vista secondo gli aspetti di prevenzione, debba riguardare condizioni e interventi multidisciplinari. Noi non possiamo pensare soltanto ai controlli e alle attività che devono fare le forze dell'ordine per infrenare questo fenomeno. Noi dobbiamo guardare a un coinvolgimento che riguarda le istituzioni, sì, che hanno, diciamo, la necessità di mettere in campo quelle che sono le necessarie, diciamo così, attività che riguardano le forze dell'ordine, ma primariamente la stessa scuola, le comunità, la famiglia, le associazioni, quelle maggiormente dedicate a questo genere di cose. Nel nostro caso, io mi permetto di dire questo, voglio dire, ritorno sull'argomento precedente, noi cosa facciamo? Noi in buona sostanza cerchiamo di incontrare gruppi di giovani, cerchiamo di incontrare gruppi generali a cui spieghiamo determinati concetti che hanno a che fare con una certa linea di demarcazione oltre la quale c'è l'illecito penale e amministrativo. Rendiamo edotti questi figlioli di quelle che sono le conseguenze. Una cosa sulla quale mi soffermo è questo, voglio dire, io credo che il legislatore già nel 2017 aveva in un certo senso rilevato la necessità di intervenire su questi fenomeni. Se noi andiamo ad esplorare la legge 71 del 2017, vediamo che questa prevede delle sinergie interistituzionali, prevede delle reti locali di supporto e una cultura consapevole dell'uso delle nuove tecnologie. Da questo punto di vista, detta in termini poveri, io credo che si sia un po' sottovalutato questo segnale importante che arrivava già con la legge del 2017, la 71, laddove già era previsto l'ammonimento da parte del Questore della Repubblica. Io quando mi confronto con gruppi genitoriali mi rendo conto che nessuno di questi conosce gli aspetti che potevano già essere utili a frenare questo fenomeno se ci si rivolgeva agli interlocutori giusti, in questo caso ai Questori della Repubblica. Oggigiorno siamo di fronte a una presa di posizione con il cosiddetto decreto Caivano, che ha inasprito le situazioni che hanno riguardato, gli aspetti normativi che hanno riguardato, diciamo così, questa possibilità che già veniva offerta nel 2017, perché si è andato oltre con alcune devianze. Allora andiamo a vedere questa mostra di Carlo Scarpa a Possagno, perché io sono convintissima che oltre a quello che si sta mettendo in atto, quello che salverà, ecco, questo mondo di giovani che hanno perso la ragione, molti a causa della droga, a causa di sostanze veramente incredibilmente che fanno male di più, forse la cultura, l'arte e la bellezza riuscirà a salvare anche questi ragazzi. Forse dovremmo portarli di più in questi luoghi di bellezza dove si respira un profumo meraviglioso. Andiamo a vedere la mostra Scarpa a Possagno. Carlo Scarpa, attraverso le opere presentate alla Biennale, raccontato dai pezzi della collezione Gemin nell'omonima ala della Gipsoteca Canoviana. Un dialogo tra tre artisti a Possagno da domenica prossima 22 giugno sino all'11 gennaio 2026, in un percorso che incrocia accanto a Scarpa anche nomi come Klimt, Calder, Morandi, Clede, Pisis e Martini, solo per citarne alcuni. Un progetto a tre, partendo da Carlo Scarpa, che è intervenuto qui a Possagno nella seconda metà del secolo scorso per un ampliamento che a oggi è considerato una delle più alte testimonianze dell'architettura museale appunto del secolo. Uno Scarpa che ha voluto omaggiare, che ha voluto celebrare il nostro scultore, che ha voluto omaggiare Canova, ma ancora il terzo protagonista è Luciano Gemin, allievo di Scarpa, collezionista, e con questa mostra riusciamo, attraverso le opere raccolte da Gemin, a raccontare Scarpa nella sua poliedricità. E intanto,
parlando di spazi espositivi e aree museali, dal Comune di Possagno ci sono novità. Il nostro museo sta crescendo tanto, i numeri lo dicono, siamo passati da circa 40.000 visitatori pre-Covid a ora stiamo attestando intorno ai 70.000, quindi questa crescita va sostenuta. Il sogno è quello di avere un nuovo ampliamento, come c'è stato appunto l'ampliamento Scarpa nel 57, come c'è stato l'ampliamento Gemin. Il sogno nostro è quello di avere un nuovo ampliamento che parli della contemporaneità, che parli del nostro tempo, e quindi magari attraverso un concorso di idee aprirlo ai grandi architetti del nostro tempo, proprio per avere questo nuovo spazio espositivo e seguire la crescita esponenziale del nostro museo. Allora, Sindaco Favero, è convinto come la Mirella che forse la cultura, l'arte, la bellezza salverà quei giovani che magari sono anche dei giovani creativi, però bisogna, come dice Flaviano, parlare con loro, capire qual è il disagio, perché si è arrivati a questo. Prego, Sindaco. Sì, sono convintissimo anch'io che questa possa essere sicuramente una strada, tant'è che con il museo e l'ULSS stiamo facendo un progetto per far entrare appunto anche il nostro museo come un luogo terapeutico, nel senso la bellezza, l'arte come luogo di terapia e di recupero per alcune devianze. Quindi proprio in questo senso stiamo lavorando a questo nuovo progetto che ci piace appunto poter sviluppare assieme all'ULSS e quindi magari a quelle che sono le difficoltà mentali in buona sostanza, per poter dare degli spazi, dare delle nuove visioni, perché secondo me il vivere con il bello attorno fa creare delle sinergie positive anche all'interno della propria mente, della capacità di vedere il bello e stare attorno al bello, avendo attorno stadio come quello di Canova, quindi l'eccellenza della bellezza, può far innescare appunto dei processi positivi anche nella mente di chi magari non è abituato a vivere in questo tipo di pubblicità. Su questo tema io posso riprendere. Uno studio accurato sulle più importanti opere d'arte selezionate, la cura nella gestione della luce e la scelta oculata dei soggetti da fotografare. Un lavoro imponente al pari dell'impegno profuso dagli studenti della quarta M e della quarta BM del corso multimediale del Liceo Catullo di Belluno per confutare luoghi comuni e pregiudizi che affliggono i giovani. Eretici, adesso vogliamo mostrarvi la nostra catarsi, il titolo della mostra che declina il disagio giovanile in tutte le sue sfaccettature. I giovani hanno avuto il grande coraggio di dire la loro, di essere presenti. Noi siamo la prova, io e le mie due classi, la quarta M e la quarta BM, che la scuola può essere ben altro. La scuola deve accompagnare i giovani, soprattutto come in questo caso, attraverso lo strumento dell'arte. L'esposizione sarà aperta al pubblico dall'11 al 22 marzo e la sala Zanardelli del Palazzo dei Rettori è il luogo offerto dal prefetto di Belluno per ammirare il risultato di un progetto artistico che offre spunti di riflessione e coinvolgimento emotivo. Ogni ragazzo è portatore di un talento che deve avere la capacità di scoprire e sviluppare, e oggi ne abbiamo una dimostrazione. I ragazzi del Catullo hanno realizzato gli scatti fotografici intensi, profondi, che ci fanno riflettere. La prima della mostra, organizzata con la collaborazione del Comune di Belluno, della Fondazione Teatri e dell'Istituto Catullo, è stata uno scambio proficuo di idee e proposte intergenerazionali. Loro ci stanno dando un messaggio fortissimo, loro dissacrando un pochino da veri eretici nel senso di coloro che hanno un pensiero critico e mettono in discussione modelli tradizionali, ci mandano dei messaggi non completamente respingendo il modello tradizionale, ma dicendoci qualcosa attraverso questo. Veramente bellissima questa mostra, fa capire anche la profondità di questi ragazzi che quando li intrighi guardate cosa riescono a fare. Allora Flaviano, come commentiamo? Prego. Ma guardi, io devo dire questo, intanto voglio dire, mi sono piaciute molto le parole del sindaco di Possagno,
è un'amministrazione sicuramente che si dà da fare. Ecco, su questo introduco, come dire, alcune informazioni che sono comunque, voglio dire, rientranti nel contesto delle cose che noi facciamo. Noi come associazione in questi anni abbiamo continuato a incontrare responsabili di comuni e di enti locali, insomma abbiamo incontrato diversi sindaci, abbiamo parlato con loro, abbiamo mostrato a diversi di questi i nostri servizi interattivi, abbiamo cercato di far comprendere che c'è la necessità di porre in essere un pacchetto di interventi che possono essere tali da far comprendere ai giovani e comunque ai gruppi genitoriali quali sono le strade più opportune da perseguire. Mi spiego, per evitare. Ma questi interventi sono a pagamento oppure volontariato? No, assolutamente. Guardi, ma spieghiamo perché giusto da capire. Guardi, ascolti, questa è una cosa che si ripete molto spesso, a me mi dà proprio un senso di fastidio estremo. E infatti l'ho fatto apposta a chiarire. Ha fatto benissimo a farmi la domanda, io le rispondo in modo molto semplice. Noi non abbiamo nessuna necessità di clientelare accordi con nessuno, io lo faccio in modo volontario, i miei collaboratori, noi non facciamo altro che sostanzialmente diffondere questa informazione per far capire quali sono, diciamo così, ripeto, voglio dire, i sistemi per evitare di superare quella linea di demarcazione, perché poi se c'è qualcuno che, ripeto, voglio dire, adopera dei sistemi diversi, io posso mostrare tranquillamente tutte le cose che si devono mostrare, compresi i registri della società. No, perché la trasparenza è fondamentale. Ma guardi, ma nel modo più assoluto, io non... Mi fa pena, voglio dire. Sentiamo, corriamo perché sennò non ce la faccio, andiamo anche dal Presidente De Rotary, dopo ritorniamo Flaviano. Presidente, cosa dice la bellezza, la cultura, l'arte per salvare questi ragazzi che perdono veramente il percorso veramente della loro vita? Sì, quello che avete detto è fondamentale. L'esempio di Belluno è da mettere come manuale. Dobbiamo andare all'origine del problema, non alle conseguenze. Quindi la ULSS, le questure curano i risultati del problema, invece dobbiamo andare alle cause, e lì i ragazzi di Belluno hanno dimostrato che se sono coinvolti sanno fare grandi cose. Abbiamo delle bellezze culturali enormi e dobbiamo affidarle ai docenti e alle cooperative scolastiche. Ripeto per l'ennesima volta perché mi pare che non sono stato capito. La cooperativa scolastica trentina è un'eccellenza e va conosciuta. Io sono a disposizione, se qualcuno vuole scrivermi, di dargli tutte le informazioni necessarie perché capisca l'importanza di dare ai giovani uno strumento che li mette insieme per un obiettivo concreto. Lì elimineremo tutte le problematiche che abbiamo discusso prima. Veramente grazie Lanteri per quello che ha detto, perché questo è lo scopo di questa trasmissione, far capire cosa c'è nel territorio, come fare prevenzione con chi? Con le persone competenti che sanno parlare con questi ragazzi per capire cosa c'è all'interno di questo ragazzo che magari è un creativo, come ho detto prima, e la mostra lo ha dimostrato. Sindaco Favero, come commenta le parole di Lanteri? Prego. Sì, condivido pienamente, nel senso che la mostra, visto dell'immagine, è veramente spettacolare, bravissimi ragazzi, bravi anche insegnanti che li hanno accompagnati in questo percorso. Da parte mia posso dire che anche all'interno del nostro museo un 30%, vuol dire anche abbondante, dell'utenza del nostro museo, dei visitatori, sono scolaresche. E questo è un orgoglio per noi, perché lavoriamo molto molto bene appunto con le scuole, con i laboratori didattici, proprio per far capire ai ragazzi quanto bella è l'arte e quanto bello è poter utilizzare la propria fantasia, le proprie capacità per realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa che hanno loro, e quindi far spaziare la loro mente, la loro testa su temi che sono diversi da quelli che Sindaco, la interrompo perché è ripartito il cittadino, perché abbiamo dei problemi. Aldo da Castelfranco, vai Aldo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dire che siccome ultimamente ci sono tanti reati contro le forze dell'ordine, speronamenti, dovrebbero essere sanzionati un po' più questi reati nelle aggressioni verso le forze dell'ordine, verso gli anziani. Invece vedo che non sono state fatte leggi a favore degli anziani e delle forze dell'ordine.
Difatti è stato sanzionato uno straniero che ha speronato una gazzella dei carabinieri o dei poliziotti e gli hanno dato 2 anni, ma questa persona non dovrebbe più essere in Italia, cioè, questa sarebbe la base per una repubblica sana. Volevo dire solo questo. Grazie Aldo, la facciamo terminare il sindaco, poi andiamo da Flaviano per rispondere anche ad Aldo da Castelfranco. Prego sindaco. Sì, no, dicevo che appunto la cosa bella appunto del nostro museo è che abbiamo la fortuna di lavorare molto con le scuole. Se posso allacciarmi anch'io all'intervento del telespettatore, sono d'accordo, nel senso che dobbiamo tutelare di più le nostre forze dell'ordine e dar loro la possibilità di fare il loro lavoro senza essere ogni volta inquisiti oppure indagati perché fanno il loro lavoro, lo fanno in modo corretto. Oggi vedo che sono in difficoltà. Parlo spesso con le forze dell'ordine anche del mio territorio, sono in difficoltà perché ogni cosa che fanno sembra sia qualcosa di oltre il loro ruolo, invece deve esserci il giusto rispetto della divisa, il giusto rispetto delle nostre forze dell'ordine. Flaviano, prego. Ma io non posso che non essere d'accordo con quando accennava il telespettatore, che ringrazio per le osservazioni, perché effettivamente le forze dell'ordine, diciamo da qualche anno a questa parte, hanno un po' di difficoltà in questi contesti, laddove poi conseguentemente da alcuni interventi arrivano degli atti dovuti, ecco, degli atti dovuti che molto spesso ci portano in giudizio. Il problema non è tanto, voglio dire, l'operatività della magistratura che necessariamente deve attivarsi per fare chiarezza su quello che è accaduto. Il problema è che da quel momento in avanti i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine, insomma, sostanzialmente vivono un momento che molto spesso si dilunga nel tempo, che è drammatico, che riguarda la ricerca del legale, le spese, voglio dire, il fatto, diciamo così, di intervenire, voglio dire, con risorse della famiglia. Insomma, voglio dire, è chiaro che c'è bisogno di un cambiamento di rotta. Ecco, da questo punto di vista auspico che il legislatore possa trovare la giusta maniera e l'equità in queste cose per permettere alle forze dell'ordine di lavorare con maggior serenità. Cambio un attimo discorso, Mirella, volevo un attimo ritornare sull'argomento precedente della cultura, delle attività accennate dagli altri 2 interlocutori, dal sindaco e dell'Andelli. Credo che sia veramente estremamente importante questa cosa. Lo dico perché noi come associazione Amici della Polizia, questo è l'indirizzo che abbiamo dato alla nostra associazione. Oltre che parlare, cercare di spiegare quali sono le conseguenze e cercare anche di trovare delle soluzioni insieme a genitori e figlioli, noi abbiamo costituito delle partizioni di lavoro, le dico quali: arte e cultura, job e sociale, tematiche sportive, salute pubblica. In queste partizioni noi evidenziamo dei nostri rapporti che stiamo continuando a costituire, a creare con vari interlocutori, nell'alta cultura, pittori, ritrattisti, professori di musica, scultori, nelle tematiche sportive i vari rappresentanti delle varie discipline sportive, verso i quali ogni volta che ci ritroviamo in uditorio a parlare con i ragazzi, perché questi poi alla fine ti interrogano, ti dicono sì, ok, ci hai detto qual è la linea di demarcazione oltre la quale non dobbiamo andare, ma poi la soluzione per riuscire a soddisfare i nostri tempi qual è? Bene, la soluzione è: te la offriamo noi indirizzando verso quelle realtà, mi spiego? E devo dire questo, guardi, è una cosa che funziona, perché i figlioli, parlandoci, diciamo, loro trovano molta ispirazione in questo. Riuscire a coprire quei lassi di tempo che molto spesso, diciamo, la stessa famiglia non offre nella relazione, laddove si costituisce purtroppo che cosa? La mancanza di relazione, il conseguente disadattamento familiare, la ricerca di un interlocutore esterno, che molto spesso è il maledetto che troviamo lì fuori, che ci porta i ragazzi al bar dove si consumano ripetuti spritz, che lo porta al parco dove gli fa conoscere i soliti signori che gli offrono qualche cosina da spacciare, mi spiego? Allora andiamo a vedere quest'ora che ha detto anche Flaviano, che è un numero 1, proprio una persona molto presente. Poi andiamo da Rotary, andiamo a vedere questo servizio della quest'ora che ha deciso proprio sul disagio giovanile di intervenire a gamba tesa. Andiamo a sentire.
I giovani in questo momento hanno bisogno di aiuto e di una rete di protezione. Violenze fisiche, verbali o psicologiche, comportamenti vessatori nei confronti dei coetanei già da giovanissimi. Il fenomeno del bullismo preoccupa e vede le istituzioni a tutti i livelli impegnate a contrastare queste condotte, ma è un impegno che deve coinvolgere la società intera. A Treviso, città dove il problema è particolarmente sentito, la Polizia di Stato è in prima linea per avviare questi ragazzi ad un percorso di risocializzazione anche attraverso i servizi di controllo in atto in questo periodo in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Mirati proprio a fare in modo, attraverso una più incisiva identificazione anche dei ragazzi, che la loro socialità sia tranquilla, normale e che non ci siano degenerazioni, perché poi le risse nella maggior parte dei casi sono tra di loro. Ma oltre alla repressione, sottolinea il questore, serve la prevenzione. Questi ragazzi vanno intercettati prima che vadano alla deriva. Il cattivo esempio noi lo dobbiamo eliminare e per eliminarlo dobbiamo fare rete, dobbiamo convergere tutti attorno a questi ragazzi che hanno difficoltà per un'opera di risocializzazione. Non possiamo pensare che solo la repressione funzioni, perché sono giovanissimi e quindi hanno tutta la vita davanti. Tra i nuovi strumenti è stato rafforzato dal legislatore il ruolo del questore quale autorità di prevenzione sociale. L'ammonimento del questore per bullismo è uno strumento importantissimo che può essere utilizzato da chi subisce angherie accompagnato dai genitori e fa sì che attraverso un provvedimento amministrativo, quindi senza incidere attraverso procedimenti penali, si possa arrivare a dei risultati eccellenti, quali la presa di coscienza del giovane delle azioni che compie e un percorso di risocializzazione. Allora, Presidente Lanteri, so che voleva intervenire, prego. Sì, giriamo intorno al problema senza capire che la soluzione è andare all'origine del problema. Cioè i ragazzi nella loro classe devono mettersi insieme e lavorare insieme. E l'esempio trentino è fantastico. E quindi l'esempio trentino bisogna conoscerlo, bisogna che gli amministratori locali, le associazioni facciano un giretto in Trentino, parlino guardino il sito della cooperazione trentina dove c'è tutto il tema delle cooperative scolastiche e capiscono che quella è la soluzione. Tutte le altre sono palliativi che vanno dopo che i buoi sono scappati dalla stalla. Dobbiamo fermarli prima che scappino dalla stalla. Sentiamo il sindaco Favero. Sindaco, dobbiamo fermarli prima, dice Lanteri, prego. Sicuramente il tema della prevenzione è fondamentale, l'abbiamo sentito anche da quest'ora, insomma la cosa è sotto gli occhi di tutti. Io dico, anche negli anni addietro succedeva qualche rissa, qualche zuffa tra ragazzi. Quello che vedo io è che però una volta al massimo si arrivava a casa con un occhio nero e qualche botta. Oggi c'è la gravità della cosa è che si arriva subito ai coltelli e quindi al rischio della vita. Cioè una volta il rispetto della vita comunque c'era anche nel momento del confronto, se vogliamo, sbagliato con la rissa oppure con l'arrivo alle mani, ma il rispetto della vita dell'altro comunque non era da nessuna delle parti messo in discussione. Oggi invece il valore della vita è diventato nullo praticamente. E questo allora andiamo a vedere questi servizi per far capire il sindaco che c'è molto da fare, non c'è niente, ha ragione Lanteri, c'è molto da fare, forse capire anche di girare il registro nella maniera giusta. Andiamo a vedere questa aggressione in via Salsa. Un signore che oltretutto è anche una bravissima persona, un signore molto mite qua del condominio, rientrando a tarda sera, credo attorno a mezzanotte, ha trovato questa persona che stava armeggiando un'automobile e quindi quando gli ha chiesto cosa stesse facendo, in tutta risposta si è visto aggredire, ma brutalmente. Questa è la preoccupazione che abbiamo, perché so che all'ospedale è in una condizione anche abbastanza
importante, con mascella fratturata, con grandi danni. Un'aggressione violentissima, quella subita dal signor Antonio, un 70enne di origine pakistana, mentre rientrava lo scorso fine settimana nella sua abitazione in via Tommaso Salsa verso mezzanotte. Dopo aver visto un ragazzo di circa 30 anni che armeggiava intorno all'auto della moglie e avergli chiesto cosa stesse facendo, per tutta risposta ha ricevuto 2 pugni in pieno volto che gli hanno fratturato le mandibole e 2 denti. Una persona, vuol dire, non farebbe male a una formica, quindi un'aggressione così brutale è proprio inspiegabile. È in ospedale adesso? Sì, è stato operato ieri, intervento anche abbastanza complicato, ma insomma speriamo torni presto. Sicuramente comunque gli ha rovinato la vita, perché una frattura di questo genere le porterà delle complicazioni, delle conseguenze per il resto. Episodio che comunque non è isolato, il ragazzo era già stato visto aggirarsi in zona in altre circostanze. Negli ultimi periodi sono frequenti, c'è stato già un tentativo di furto in un'automobile, di biciclette, c'è gente insomma che si muove nel quartiere che magari è anche nota, e questo è il rammarico, è nota e non si può fare nulla. Le telecamere di sorveglianza non sono ancora attive per costi ancora da discutere nel condominio. C'è però una chat interna di mutuo aiuto reciproco che in questo caso non è nemmeno potuta entrare in funzione. E dopo il danno anche una mezza beffa. Mi riferiva la moglie che è stata a fare la denuncia, e addirittura l'ufficio denuncia è chiuso sabato e la domenica, proprio come se fosse uno i crimini li subisse dal lunedì al venerdì. Allora, ci può stare anche che l'organico è quello che è e quindi si fissano dei giorni, ma per fatti così gravi bisognerebbe essere il giorno subito sul posto e cercare di capire, magari la persona è ancora individuabile. Capiamo che le istituzioni non possono arrivare dappertutto, però è una questione che va sicuramente affrontata, che va discussa, perché un conto è il disagio sociale, un conto è il crimine. Quando si arriva al crimine la situazione non è più sotto controllo. Hanno raccolto dei sassi in via della Pieve e se li sono lanciati addosso durante un probabile regolamento di conti. Erano le 13 quando una rissa si è scatenata in queste viette nel cuore del centro storico di Padova, tra via Santa Sofia e via San Francesco. Alla fine in 3 tutti i magrebini sono finiti in ospedale. 1 ci è arrivato in ambulanza scortato dai carabinieri, 2 hanno chiesto aiuto nei momenti subito successivi. Ferite leggere, tanto che nel giro di poco i 3 sono stati dimessi. Lungo le strade dal sapore antico ci sono pochissime persone, qualche studente, qualche turista, a vincere è il caldo, ma chi ancora lavora qui accetta di parlare di spalle e raccontarci. Questa strada insomma viene usata anche per spacciare, per esempio. Sì, purtroppo ci sono state delle occasioni che ho visto dalle finestre così, e abbiamo chiamato anche la polizia perché essendo una strada adesso a ZTL poi è un facile rifugio per quelli che devono spacciare. Abbiamo chiamato con la polizia, ma la polizia se non li becca nel fatto, oppure anche se becca il piccolo non succede niente, non fa granché. Un reticolo di vie dove si può agire quasi nell'ombra e dove chi vive o lavora si chiude dentro con un giro di chiave. Adesso me lo tengo ancora buono perché proprio poco tempo fa insomma è passato uno, mi ha tirato un pugno sulla porta perché era alterato e quindi se sono chiuso sono intanto tranquillo. È stato allontanato dalla casa familiare con urgenza un 21enne padovano per maltrattamenti ai danni della madre 46enne con cui viveva in via Corfù in zona Torre a Padova. La donna, nella notte tra sabato e domenica, aveva allertato i soccorsi chiamando il 112 per segnalare la lite con il figlio. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il giovane, a causa anche della sua tossicodipendenza, era solito insultare, minacciare e picchiare la madre da diversi anni. Il 21enne, infatti, non smetteva nemmeno alla presenza delle forze dell'ordine e continuava a insultare la donna. I militari lo hanno quindi arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Il giudice ha quindi disposto per lui la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, oltre al divieto di avvicinamento alla madre ad una distanza minima di 700 metri e l'obbligo di firma in caserma 3 volte alla settimana. Allora Flaviano, come commentiamo questi 3 servizi che fanno capire i numeri 1, 3,
arriviamo a 5 forse, eppure non si fermano dopo, come diceva il presidente del Rotary, perché la legge non prevede. Intanto è stato lo stesso cittadino ad affermare la differenza di fatto. Da una parte escludiamo i disagi sociali, qui il discorso è diverso, si parla di un crimine, mi spiego, cioè, voglio dire, di fronte al crimine chi se ne rende responsabile deve pagare, deve essere perseguito, cioè, là non ci sono storie. Se questo signore, che tra l'altro non mi sembra di capire che sia un minorenne responsabile dei fatti, ha commesso questi reati, deve pagare il crimine per il quale, diciamo, perciò voglio dire, se le forze dell'ordine lo hanno identificato, sicuramente, voglio dire, ci sarà un procedimento e su questo non c'è storia. Sull'altra affermazione dell'altro servizio, là dove il cittadino dice la polizia non fa un granché, mi dispiace, guardi, io non condivido nel modo più assoluto quello che sta dicendo, si vede che ignora quelle che sono le procedure, laddove c'è un'attività, un intervento sul posto da parte delle forze dell'ordine che arrivano quando l'atto è stato compiuto, l'atto delittuoso è stato compiuto e ci sono pochi elementi e ci sono, diciamo così, delle tracce, stia pur tranquillo quel cittadino che vengono sviluppati tutti quelli che sono i necessari accertamenti susseguenti. Mi spiego, questa è un'attività che non si vede, che non si tocca con mano, perché? Perché chiaramente si finisce tutto là su quello che si osserva sul posto. In realtà poi ci sono dei servizi investigativi che vengono svolti, dei servizi del settore anticrimine, che tendenzialmente portano poi quasi, diciamo così, sempre all'identificazione del soggetto. Proviamo a pensare alle telecamere, proviamo a pensare a tutto quello che serve, diciamo così, per partire con un'indagine, e lì le posso garantire che le forze dell'ordine, almeno personalmente quelle che io ho frequentato a Treviso, sono molto attente nel cercare le responsabilità di quello che è accaduto. Guardi, sulla questione invece che riguarda il discorso della rissa tra i giovani migranti, ecco, su questo qui il discorso è un po' più ampio, mi spiego. Anche qui mi permetto di far osservare, voglio dire, che credo che ci sia la necessità di maggiori informazioni che debbono essere date a questi giovani che arrivano da paesi dove purtroppo la situazione è quella che è, che conosciamo tutti, situazione di belligeranza, dove in buona sostanza le regole, le norme, diciamo, non è che siano molto efficaci. Allora, da questo punto di vista, parlo della nostra associazione, noi ci siamo inventati anche qui, diciamo, dei servizi interattivi che abbiamo con tanto sudore preparato in italiano, in inglese, e abbiamo poi avuto degli incontri con i ragazzi. Beh, guardi, le dico questo, guardi, con commozione lo dico, è stato veramente un successo incredibile, perché da una parte abbiamo raccolto, voglio dire, un'espressione chiara da parte loro, dice finalmente qualcuno ci viene a dire che cosa dobbiamo fare, dall'altra il fatto stesso di insistere nel dire continuate a venire a portarci queste informazioni, perché noi dobbiamo capire chi sono, voglio dire. Siamo partiti dalla Costituzione italiana, la legge primaria, abbiamo spiegato a loro parametri che riguardano il caporalato, abbiamo spiegato a loro quali sono le differenze tra le forze dell'ordine, abbiamo spiegato a loro che cosa significa sinistrosità stradale, quali sono le attenzioni da porre in essere, abbiamo spiegato loro come curarsi attraverso il codice STP, che è quello che gli permette di avere le prime cure nel nostro paese pur non essendo residenti, abbiamo spiegato come riuscire a parlare in commissione per poter ottenere la possibilità di restare sul territorio italiano, abbiamo spiegato a loro come munirsi di una patente, di qualche cosa per poter cominciare. Ci chiedono insistentemente ogni volta che abbiamo questo tipo di approccio di voler lavorare, non vogliono diventare terreno fertile di questi maledetti che troviamo nei parchi o comunque nei soliti bar, nei soliti posti brutti dove sostanzialmente si fa comunella tra delinquenti, per poter trovare il modo di riuscire a inserirsi ed integrarsi. Avete capito cosa ha detto Flaviano? Quello che dice Mirella, questi ragazzi chiedono di lavorare, ma per uscire e poter lavorare devono avere il colore giusto del cartellino. Ci mancava anche i colori del cartellino. Perché? Perché così la burocrazia blocca tutto, loro rimangono là, qualcuno non ce la fa più, esce, scappa e dietro l'angolo ha il nemico che gli dice vieni qua che adesso ti faccio vedere come gira. Allora andiamo a vedere anche questo ragazzo rapinato e poi commentiamo perché siamo in chiusura. Andiamo a vedere il servizio ragazzo rapinato a Trieste.
Non si ferma la scia di rapine a Trieste. Non solo i commercianti sono tormentati e sempre in allerta, ora si rischia pure passeggiando per strada la sera. L'ennesimo episodio violento, secondo la denuncia della vittima, un ragazzo triestino di 22 anni, risale alla serata di venerdì scorso. Il giovane stava passeggiando lungo Passo Pecorari, zona centralissima della città, a 2 passi da Viale 20 Settembre e Piazza San Giovanni. Mentre camminava, il malcapitato è stato raggiunto da 2 persone, descritte come cittadini stranieri. Uno di questi ha estratto un coltello, l'ha puntato al fianco del 22enne, facendosi così consegnare il cellulare. I 2 poi sono scappati. Il giovane, comprensibilmente molto scosso dopo la rapina, è tornato a casa e l'indomani, assieme alla madre, ha formulato la denuncia ai carabinieri di via Ermet. I militari dell'Arma stanno già visionando le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona alla ricerca dei 2 malviventi responsabili della rapina. Quest'ultimo episodio, come detto, è solo l'ultimo di una serie. Fra rapine e furti con spaccata, le forze dell'ordine sono sempre più impegnate nella caccia a individui violenti. Solo pochi giorni fa la rapina ai danni della sala slot NetWin in via Giulia. In quel caso il bottino consisteva in banconote per un totale di 1.000 euro. Gli autori del colpo, un uomo e una donna, si trovano ora in carcere al Coroneo. Si sono presentati con un autocarro in azienda, minacciando il titolare che se non gli avesse consegnato alcuni quintali di trucioli di ferro, quel materiale se lo sarebbero andati a prendere da soli, rubandoglielo di notte. Lo hanno fatto alle 10 del mattino davanti a tutti, anche agli occhi della videosorveglianza comunale. L'imprenditore è stato costretto a cedere loro 700 kg di ferro, ma non appena si sono allontanati ha immediatamente segnalato l'episodio ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato a piede libero per estorsione 2 sinti, un 18enne trevigiano e un 41enne di Novara. A fare da sfondo ai fatti la zona industriale di Villorba e più precisamente un'azienda di via Edison che per la realizzazione dei suoi prodotti lavora appunto il ferro. I 2 malviventi sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri. Nell'autocarro ancora la refurtiva che è stata recuperata e posta sotto sequestro. Non un caso isolato, raccontano nella zona, mantenendo l'anonimato per timore di ritorsioni. No, non è una roba nuova. Sono stati anche da voi? Sì. Di passaggio sull'ora di pranzo passano, per quello che chiudiamo sempre i cancelli, perché altrimenti se sono gli zingari. Io li ho visti, sono loro insomma, che vengono a caricare il ferro. Chiudiamo quanto possibile perché poi ci sono i corrieri che passano, devono entrare avanti e indietro. E quindi non è sempre facile blindarsi. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha sottolineato non solo l'intervento tempestivo dei carabinieri, ma anche l'utilità dell'impianto di videosorveglianza determinante nel confermare l'identità dei 2 denunciati. Sul controllo elettronico del territorio abbiamo intenzione di investire ancora, conferma Soligo, cercando anche una collaborazione con i privati. La sicurezza passa anche dall'azione collettiva di tutta la comunità. Allora, sindaco Favero, come dicevo prima, non sono eserciti di persone, sono dei numeri molto resi, 1, 2, 3. Non è che si possono prendere e portare da un'altra parte. No, perché la legge non te lo permette, non te lo consente. Questi si rinfiscano altamente di giorno con le telecamere. Qual è il problema? Capisce che non andiamo da nessuna parte finché non si legifererà nella maniera giusta e chi commette e sbaglia deve pagare, è inutile che cosa, ma non pagare con un avvocato fra 2 anni, 6 mesi e un giorno, nel momento che delinqui, che commetti il reato sia lieve che molto grave. Prego, sindaco. Sono pienamente d'accordo. A me, Mirella, una cosa che dà moltissimo fastidio è quando sento, ed è spessissimo nella cronaca, la frase "già noto alle forze dell'ordine". Significa che queste sono persone che non è la prima volta che fanno reati, ma sono recidivi, ma sono ancora fuori, sono ancora lì e continuano a farli, uno spregio totale di quelle che sono le regole e di quello che è il vivere comune. Faccio un esempio proprio che mi ha toccato in prima persona qua in comune. Una signora è venuta a rubare il comune con le telecamere, adesso l'abbiamo presa, me l'ha proprio comunicato stamattina la mia polizia locale, l'hanno individuata, ma con le telecamere tranquillamente qui sta scassinato la porta d'ingresso del comune, è entrata, ha rubato dal comune, ma questo è successo ancora un paio di anni fa, adesso l'hanno individuata e l'hanno trovata grazie alle telecamere. Ma proprio il tema è che loro non hanno nessun problema a farlo di fronte, come dicevi tu, alle telecamere, a volto scoperto, tanto comunque non gli succede niente, quindi tutto sommato non è un problema.
Cioè, adesso mi hanno chiesto vi costituite parte civile, ma per 120 euro mi costa di più costituire il comune parte civile con l'avvocato che non il danno che abbiamo avuto. Cioè, è qualcosa che è paradossale. È paradossale, non si può continuare così. Allora Flaviano, come commentiamo veloce perché devo chiudere e devo salutare anche il presidente del Rotary, prego. Guardi, due cose molto semplici, voglio dire, le dico in ultima ratio perché mi sembra opportuno. Da una parte, diciamo, l'invito è attenzione, voglio dire, a non caratterizzare tante di quelle critiche che possono poi naturalmente farci pensare che ci possono essere delle lotte insane anche dal punto di vista delle compagini politiche, tendenti, come dire, a parlare di una città, in questo caso Treviso, che secondo me è bellissima e invece va valorizzata, perché voglio dire sì, critiche sì, però attenzione fino a un certo punto, perché poi sentiamo, come dire, a dare un messaggio all'esterno di qualcosa che potrebbe in un certo senso ledere la città di Treviso. Guarda, francamente a me dispiacerebbe molto, voglio dire. Io penso, ripeto, come ho già detto prima, che c'è un'organizzazione da parte delle forze dell'ordine, come ho già detto prima, molto attenta e che la città di Treviso è sorvegliatissima. Poi naturalmente ci sono degli interventi da fare, ma questo è un fatto che riguarda l'intero panorama nazionale, non è circoscritto soltanto a Treviso. Perciò questo è a parte che eravamo a Villorba, non eravamo a Treviso. Ma io, vabbè, qua parliamo della provincia, ma voglio dire, io parlo della città. La città è sicura e lo diciamo sempre, Flaviano, tutte le mattine. Ci sarebbe da discutere perché c'è più di qualcuno che ha fatto delle affermazioni recentemente che francamente non sono state tante credibili, ma io la chiudo qua perché non voglio entrare in parametri che non mi riguardano. Certo. Ecco. L'altra questione è quella del discorso dei disagi sociali. Questo è un invito che mi sento di fare ai genitori, perché credo che ci sia molto da lavorare nell'ambito del disadattamento familiare. Attenzione signori, perché è bene ricordarsi che ci sono delle forme di responsabilità oggi legiferate che possono portare naturalmente a gravi conseguenze. Rammento che l'articolo 248 del Codice Civile prevede diciamo una responsabilità genitoriale che è quella che viene definita colpa in educando. Attenzione, voglio dire, perché poi togli le responsabilità, diciamo così, si riverberano sui genitori in forma risarcitoria. Ecco, questo è un qualcosa che pure molto spesso non se ne parla, invece bisognerebbe approfondirlo. Tutto qua, io ringrazio lei, ringrazio diciamo così chi ci ha dato questa opportunità oggi, sono a disposizione eventualmente se ci dovessero toccare altri temi che riguardano le derive giovanili, i disagi sociali. Allora sentiamo anche come ci saluta Alessandro Lanteri, Presidente Rotary Club Verona. Presidente, come ci saluta? I messaggi sono stati anche positivi questa mattina, prego. Complimenti per l'iniziativa e complimenti soprattutto per come abbiamo visto che l'arte può diventare determinante nel coinvolgimento dei giovani, e quindi rinnovo l'invito e ti dico di diffondere la mia mail al sindaco e agli altri se vogliono approfondire il tema della cooperativa sociale da fare nelle scuole delle città, per dare ai ragazzi la possibilità di operare in maniera organizzata verso i beni culturali. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Risparmi e risparmiatori, ancora le crisi delle banche venete sotto i riflettori delle associazioni, stavolta di Federcontribuenti e Zelino da Onara. Ora presentano un esposto in tribunale a Padova per chiedere di fare luce sulle procedure, scegliendo una bara come simbolo. La bara è un simbolo, il simbolo della morte comunque dei risparmiatori, perché dopo 10 anni che i commissari liquidatori hanno in mano praticamente il malloppo di queste banche che sono fallite e non sono riusciti a monetizzare e a venderle, ci viene un sospetto. Per questo abbiamo fatto un esposto oggi. Noi da quella bara stiamo lavorando per la resurrezione, quindi l'immagine forte della bara sta a significare che è stato ucciso il risparmio di generazioni. L'esposto è fatto per accendere dei fari, per chiedere trasparenza sulla procedura fallimentare, perché le associazioni sostengono che finora i risparmiatori hanno visto poco o nulla. E questi soldi sono bloccati perché non sono mai state attivate le
le procedure per le aste degli asset delle banche. Federcontribuenti fa un esempio: un ramo d'azienda della Veneto Banca venduto, dicono, ma non ancora assegnato, e quindi con i soldi della vendita mai arrivati ai risparmiatori. Ai liquidatori di Banca Popolare di Vicenza sollecito pubblicamente di rispondere ai 334 conti che sono stati ritrovati e con 2 PEC e dal 2023 non hanno ancora risposto, conti intestati a Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, i liquidatori di Veneto Banca. Procederemo con l'esposto. Risposte chieste dunque con la formula dell'esposto alla giustizia e pronti a scendere di nuovo in piazza con i risparmiatori. Allora saluto veramente Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zelino da Onara, Giustizia Risparmiatori, di essere qui, grazie. Saluto anche il Professor Salvatore Chirumbolo, medicina naturale sì, medicina naturale no, sentiremo cosa ci dirà il Professor Chirumbolo, però partiamo appunto con questi risparmiatori. Ma quello che io vorrei chiedere, perché e anche voi a casa sicuramente, perché sempre parlo a nome vostro, ma la tracciabilità del denaro dov'è? Dov'è la trasparenza sulla tracciabilità del denaro? Perché schiacciano un bottone e vedono tutto, però il denaro quando sparisce non si vede mai, eppure in qualche tasca è andato, in qualche posto c'è. Come mai non c'è la tracciabilità? Ma diciamo che la tracciabilità c'è sicuramente per i cittadini, quindi per le imprese. Là sanno sempre tutto e risalgono a tutto. Ovviamente si parla magari dei 100 euro, dei 1000 euro, dei 10.000 euro, dei 100.000 euro. Là funziona sempre tutto. Difatti l'Agenzia delle Entrate è sempre pronta a fare i controlli su tutta una serie di leggi che hanno complicato e che complicano la vita a imprenditori, a persone tipo sulla Naspi che devono dare indietro i soldi. Cioè, siamo in una giungla che tutela i forti. E questo è il problema, ed è per quello che noi siamo partiti con questa via Crucis che sta andando avanti, perché vogliamo svegliare proprio le coscienze, perché purtroppo quello che è successo ai risparmiatori delle banche venete, che non sono solo le 2 venete, ma ci sono altre 9 banche, quindi sono 320.000 famiglie che sono state praticamente annientate dei loro risparmi. In sostanza è stato un esperimento, non è stato una fine, un qualcosa che è iniziato e finito, ed è questo il problema che noi vogliamo evidenziare alla politica e alle istituzioni, perché qua c'è dentro Banca d'Italia, Consob, governi, istituzioni, c'è tutto da svegliare, perché come dici te Mirella, ma se riusciamo a capire lo spostamento di 100 euro, come facciamo a non capire la sparizione di miliardi? Perché guarda Mirella che c'è qualcuno che parla di 10 miliardi che sono stati portati via. Guarda che fra danni diretti e indiretti, guarda che noi siamo a livello di Lehman Brothers. Cioè il Veneto è sempre stata una delle prime regioni, il modello mondiale di economia. È stato cancellato. Cioè noi con quell'operazione delle banche ci hanno portato via la ninfa, cioè le persone, il risparmio che poteva dare supporto nei momenti di difficoltà, tipo il Covid. Quante ditte hanno chiuso in Veneto? Non c'è una statistica. Io mi sono fatto un'idea fra le banche e poi le attività che non avevano le risorse per affrontare il momento diciamo della pandemia, ci sono state chiusure di piccole attività di un 30-40% in 3 anni e nessuno ne parla. E allora noi, quando siamo portati a pensare, come dici te, dove sono andati, basta rispondere a quella domanda, eppure ci sono degli enti che controllano
e non riescono a darle queste domande, anzi, ed è quello che deve lanciare, io lancio proprio l'allarme totale, perché guardate che Banca Italia e Consob con la commissione d'inchiesta parlamentare Casini era stato provato che erano responsabili. Quelle dichiarazioni e quelle relazioni sono state segretate con segreto di Stato, e poi a livello processuale chi ne ha beneficiato con le condanne dell'unico reato che non si è prescritto, dell'ostacolo alla vigilanza, è stato Banca d'Italia e Consob. Ma ci rendiamo conto che siamo alla follia sulla follia. Noi partiamo con richiedere alla politica la resurrezione del diritto alla tutela del risparmio, che ristori il 100% a queste persone, perché questo dice la Costituzione, articolo 47. Cosa succede a Roma? Fanno un disegno di legge per limitare la responsabilità retroattiva dei revisori contabili delle banche. Allora là siamo andati giù a Roma il 12 giugno e gli abbiamo detto: ma vi rendete conto cosa state facendo? Cioè noi vi chiediamo di fare un nuovo fondo perché la gente non è contenta, per carità, ha portato a casa quel 40%, ma quel 40% si traduce in il 2% di 20 anni di quei soldi che sono stati portati via. E voi ci fate cosa? In risposta ci dite: uno che sbaglia, la responsabilità è limitata, deve pagare massimo 18 milioni. Ma stiamo scherzando? Questa è la Professor follia. Salvatore Chirumbolo, parliamo di medicina naturale, medicina sì, medicina naturale no. Cosa ci dice, cosa ci racconta? Ecco, che passi avanti sono stati fatti e soprattutto mi sembra che molta popolazione si avvicini a questa medicina naturale. Prego, professore. Intanto grazie per l'invito, che è l'ennesimo invito, e quindi sono molto contento di partecipare alla vostra splendida trasmissione. Allora, per quanto riguarda la medicina naturale, è molto diffusa sia come moda, diciamo così, come capacità, insomma, di diffusione tra la gente comune, però sta anche crescendo nell'ambito delle evidenze cliniche, delle evidenze scientifiche, e questo è molto importante perché dà rigore e solidità alla medicina naturale utilizzata dalla maggior parte delle persone. Perché il problema, diciamo così, grosso è quello relativo alle prove che i diversi nutraceutici, perché parliamo di quello oltre che farmaci naturali, ma in particolare i nutraceutici, che sono quelle sostanze naturali che vengono prese in aggiunta, diciamo così, a supplemento della nutrizione e che spesso danno anche risultati ottimi sulla salute, no? Oggi abbiamo una marea di evidenze cliniche e scientifiche, soprattutto evidenze sperimentali in vitro, cioè nel laboratorio, però stanno crescendo anche le evidenze cliniche. Io voglio dare qualche esempio. Se uno va sulla banca dati ufficiale, che è la Cochrane, che è la banca dati ufficiale dei lavori clinici, dei trials clinici anche su questi argomenti, trova almeno 1968 lavori di trials clinici che utilizzano la medicina naturale. Possiamo considerare la medicina erboistica cinese, che è quella tradizionale, ma anche la medicina naturale dei flavonoidi, delle sostanze naturali che normalmente vengono utilizzati come supplementi nutraceutici. E ci sono diversi lavori che stanno nascendo e che danno credito, diciamo così, clinico all'utilizzo di queste sostanze. Per esempio io cito il numero CN 0280 50 53, che è un trials clinico dove si parla della diosmina, che è anche questo un flavonoide, nell'affaticamento degli arti inferiori e nelle telangiectasie, che è un problema anche molto serio della salute. O il numero CN 0282 4502, che riguarda addirittura una sostanza erboistica, il Ciplucan, che è Physialis angulata, utilizzato soprattutto nella medicina cinese, ma ormai è arrivata anche qui, che è importante per esempio per le lesioni da psoriasi vulgare. O anche uno studio, lo 0283
3240 che riguarda addirittura, e questo è curioso, ma sono studi clinici, che mangiare uva diminuisce lo stress, diciamo così, del cervello, lo stress mentale. Ora, tutti questi studi sono studi che sono stati appunto hanno avuto un inizio, diciamo così, quelli che ho citato sono studi in corso, ma ci sono anche molte pubblicazioni scientifiche già pubblicate. La più importante di tutte è quella, per esempio, pubblicata dal gruppo del professor Sinclair su PLOS ONE, che riguarda addirittura l'effetto della menta piperita sull'attività cardiometabolica nei soggetti ipertesi. Ma se ne possono citare moltissimo, ho detto sono molto più di 1000, stanno arrivando già a 2000 i clinici sulla medicina naturale. Allora, rispondo alla domanda, medicina naturale sì, medicina naturale no. Dunque c'è un po' di confusione su questo, perché purtroppo la maggior parte o una buona parte della medicina naturale viene utilizzata dai comuni mortali, chiamiamoli così per definirli in maniera un po' poco elegante ma molto comune rispetto agli esperti, che siamo tutti noi, non solo gli esperti ma anche comunque gli utilizzatori, e spesso la medicina naturale si affianca a delle idee che sono un po' idee archetipiche, simboliche, che girano costantemente, che si fanno ad un Eden immaginifico, a una specie di natura intonsa. E in pratica tutte le sostanze che derivano dalla natura per definizione dovrebbero essere non solo naturali ma anche benefiche. Questo non è del tutto vero, e quindi anche quando noi utilizziamo la medicina naturale con i nutraceutici o con i farmaci di derivazione naturale dobbiamo stare molto attenti. Il mio consiglio è quello di seguire la letteratura scientifica, di rivolgersi a personale esperto e specializzato su questo settore, per poter far sì di utilizzare, che si possa utilizzare una medicina naturale consona alla salute e senza effetti avversi. Sono pochi, si chiama naturale per quello, ma esistono. Allora la ringrazio professor Chirumbolo per aver detto e spiegato anche che bisogna affidarsi a persone serie, competenti anche alla scienza. C'è una scienza veramente importante che fa capire l'importanza di quello che tu vuoi sapere, ma devi essere ascoltato e andare dalle persone preparate e anche eticamente corrette, direi io, professor Chirumbolo, perché qua ci sarebbe da discutere molto anche su questo. Certo che, caro Miatello, l'unica medicina però naturale che potrebbe veramente fa riprendere anche tutto il sistema nervoso compromesso da questa perdita di denaro è il ritorno del denaro. Io sono convinta che il ritorno del denaro nelle tasche fa passare tutti i problemi veramente fisici che ci sono veramente creati dopo la perdita del denaro. Però questo, quello che sento anche dalle parole del nostro Miatello, ecco, è una battaglia, perché la guerra è ancora lunga e bisogna vedere dove si arriverà e se ci sarà la volontà di far ritornare questo denaro nelle tasche da dove è stato prelevato. Prego Miatello. Ma in realtà noi il 12 di giugno siamo andati a Roma invitati da questo senatore Calandrini di Fratelli d'Italia, c'era anche il senatore Luca De Carlo che fa parte sempre di Fratelli d'Italia, che ha ammesso che in effetti questo disegno di legge doveva sicuramente essere modificato, nel senso che noi abbiamo detto no, voi non è che dovete modificarlo, prima fate una legge con un fondo di ristoro integrale, poi se volete anche fare una legge che limiti la responsabilità dei revisori perché lo chiede l'Europa, vedete voi, però una cosa è certa, non potete prima fare una legge che va diciamo a favorire chi doveva controllare e quelli che sono ancora, che stanno soffrendo, ve li dimenticate, non esiste. Quindi teoricamente loro si sono impegnati a fare un emendamento per modificare che non ci sia né la retroattività e che poi l'eventuale limitazione dei danni dei revisori sia escluda il dolo e la colpa grave che si erano dimenticati di mettere, perché in Italia se devi dimostrare il dolo non esiste. E Livio quindi... da Padova, poi continuiamo, se non cade la linea. Vai Livio. Ciao Minella. Ciao. Volevo chiedere a Miatello, la sua, immagino che sarà una battaglia all'ultimo sangue,
perché penso che siate stanchi di promesse. Dovrà essere una battaglia all'ultimo sangue, perché se i risparmiatori vogliono entrare in possesso di quello che hanno perduto, non c'è altra strada. Grazie. Allora andiamo a vedere, prima di rispondere al nostro Livio, questa manifestazione proprio a Treviso dei risparmiatori e poi commentiamo. Dopo 10 anni, nella tarda serata di martedì, la Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda del crack della Popolare di Vicenza con una sentenza che prevede per l'ex presidente Gianni Zonin un nuovo sconto di pena rispetto al processo d'appello, quando era stato condannato a 3 anni e 11 mesi, e dimezzata rispetto a quella di primo grado. La pena definitiva dunque è di 3 anni e 5 mesi. Il signor Zonin ha insegnato ai nostri cari veneti che è meglio fondare una banca e sfondarla che rapinarla, perché in quel caso ti arricchisci e nessuno ti tocca nulla. Dopo Vicenza, la mobilitazione dei risparmiatori coinvolti nel crack delle Popolari venete arriva nella piazza di Treviso con il funerale del risparmio in programma venerdì alle 18. La manifestazione sarà anche l'occasione per rinnovare al governo la richiesta di un ristoro integrale. Chi ha preso l'acconto del 40% dovrà essere pagato integralmente. Chi non ha avuto il modo di fare domanda per qualsiasi motivo, periodo Covid, deve fare la domanda e essere ristorato al 100%. Dove si possono recuperare questi soldi per questo ristoro ulteriore? Come abbiamo fatto per il precedente fondo, e io avevo individuato questi 2 miliardi e mezzo, anche per questo fondo nuovo ci sono 3 miliardi già nel conto dei conti dormienti prescritti dopo 20 anni. Dopo le piazze venete, i risparmiatori sono pronti ad arrivare a Roma se le loro richieste non saranno accolte. Abbiamo invitato tutti i parlamentari veneti e attendiamo che si facciano avanti in molti e ci dicano no, la prendiamo in mano noi la situazione e ristoriamo tutti i truffati, comunque i risparmiatori truffati. Questo è fondamentale. Se arrivano e arrivano in numero sufficiente da potersi dare delle garanzie e prendersi degli impegni, a Roma non ci andremo, altrimenti andremo a Roma e andremo a Roma a farci sentire per bene. Sentiamo Miatello come commenta, così rispondiamo anche al nostro Livio da Padova, prego. Ma allora io a Livio dico una cosa, allora noi comunque abbiamo ottenuto un risultato storico, perché ricordo che con 2 leggi che siamo riusciti a far fare, la 205 del 2017 e la 145 del 2018, abbiamo comunque portato a casa 1 miliardo e 300 milioni, che è servito per alleviare una parte di queste persone. E quello che noi e tutti devono capire, che se non viene fermata questo algoritmo finanziario, bene, hanno cancellato 11 banche facendo un danno di oltre 40 miliardi e cosa? Tu te la pensi di cavare che nessuno va in galera, nessuno paga, e perché qualcuno ha trovato i conti dormienti prescritti che dormivano, gli hai dato 1 miliardo e 3 a sta povera gente. Non può passare questo, perché sennò poi il sistema continuerà a evolversi, quindi le truffe bancarie andranno sempre più avanti, le truffe tipo Enasarco, che ha portato via 700.000 persone, ha portato via la pensione, Mirella. Non so se ci rendiamo conto, perché hanno cambiato la legge che se uno ha fatto il versamento e entro i 10 anni, zero, deve fare i versamenti entro 20 anni, portati via. E non dice niente nessuno, ma ci rendiamo conto le guerre che abbiamo in Italia. E allora, tornando al sogno veneto, che eravamo simbolo mondiale, il Veneto è stato decapitato in tutti i suoi aspetti positivi. Riusciamo ancora ad andare avanti perché probabilmente noi abbiamo delle caratteristiche che qualcuno ha studiato e capisce che noi abbiamo tutta una serie di sopportazione, e questa sopportazione noi la porteremo avanti perché noi pretenderemo giustizia,
perché c'è un articolo della Costituzione, il 47, che tutela il risparmio. Attenzione che risparmio è anche per le persone che non hanno risparmio, perché se un ente riesce a portarti via il 100% della corrente aumentandoti il costo e ti chiudono il contatore anche se sei un disabile, questa non è una democrazia. Cioè siamo alla follia. E allora io dico, per carità, le critiche tutti sono capaci a criticare, ma questi sono fatti oggettivi che succedono tutti i giorni. E allora quando sta gente qua non trova nessuno, c'è la disperazione, Mirella. Allora tu sei a capo di tutta una serie di associazioni e lo vedi, lo tocchi con mano. Ma allora io dico, ma come si fa a pretendere dei controlli su di noi e voi sistema non vedete mai niente, arrivate dopo, e io mi devo fidare di chi? Di chi ha controllato questo? Io parlo a livello generico di un'Europa che non esiste, che ha creato solo cancellazione di diritti e di status. Bisogna che noi riflettiamo tutti, quindi guardate che questa non è una battaglia solo dei risparmiatori, perché nel momento in cui noi qualcuno mi dice: Miatello, ma tu hai portato a casa qualcosa, ma speri ancora di portare a casa? No, lo pretendiamo, perché non è possibile che si possa sopportare che viene cancellato tutto, nessuno va in galera e avanti col Cristo che a processione si incruma. La gente lavora la mattina a sera e dopo qualcuno porta via tutto e non paga niente a nessuno. Non va bene. Allora andiamo a vedere il libro, così ci calmiamo un pochino, di Chirumbolo, questo libro, questa foto che fa capire veramente l'importanza di scrivere anche in una natura che da sola riesce a fare delle cose meravigliose, l'origine della mente. Ecco, è la natura che ha creato questa mente meravigliosa, questo uomo che è nato in mezzo alla natura, forse ce lo dimentichiamo, ecco, le origini si dimenticano sempre, perciò è meglio rinfrescare la memoria. Prego, professor Chirumbolo. Allora, grazie Mirella che hai riesumato quest'opera che abbiamo scritto con alcuni colleghi poco tempo fa. Beh, qui abbiamo affrontato un argomento assolutamente nuovo anche nel nostro percorso accademico all'università, perché l'abbiamo preso un po' larga, cioè siamo partiti da quello che si conosce adesso nella scienza sull'origine della vita e siamo saliti in alto fino a spiegare come si origina la mente. E con la parola mente diciamo che noi diamo un'accezione molto più vasta, più generale, no? Non è solo la mente umana. Su questo poi ho scritto un altro testo io da solo, che appunto il titolo è Che cos'è l'umano, dove parlo meglio della questione della coscienza, magari un giorno la porteremo meglio. Ecco qui, esatto, nell'origine della mente abbiamo voluto affrontare che cosa sia la mente e come nasce, e qui abbiamo anche spiegato come nasce il self. Bisogna dire che il self non è solo una parola che attiene alla psicologia o alla neuropsicologia, è un self addirittura anche la stessa cellula, basti pensare al sistema immunitario che per certi aspetti, tra virgolette, ha una sua mente, cioè ha una sua, diciamo così, identità, gli scienziati lo dicono, che si chiama self. Questo aspetto è interessante perché il self è un'unità a sé stante in grado di poter intervenire sulla realtà e modificarla. Basti pensare che questa è la caratteristica della vita rispetto alla materia. Andrebbe bene per Miatello, la realtà modificata. Prego, professore. Sì, perché in effetti solo la vita modifica la realtà, la materia inanimata no. La materia inanimata lo fa in modo appunto inanimato, il vento, l'acqua, eccetera. La vita modifica la realtà con la libertà. Quindi è l'unica, diciamo così, realtà libera in grado di poter modificare la realtà come vuole lei. E questo succede perché alla base della vita c'è questo self. Poi c'è una spiegazione molto più elaborata che adesso Fermo, non abbiamo tempo professore, di perché sennò mi cade la linea, poi continuiamo. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao e buongiorno al suo ospite. Guarda, mi dispiace di questa situazione perché guarda, è una cosa da matti proprio. Perché guarda, nel 2014 qua a Riese c'era la Banca Popolare e comunque nel 2015
io avevo un po' di soldini preso da una che è mancata, ecco, e io li ho portati là in banca e mi hanno detto li investiamo di così, con la nuova, dico, devo fare i lavori in appartamento dove abito. Ma dai, ma così, ma colà. Insomma, ti insistevano da tenere là i soldi, investirli. Dopo nel 2015 è successo un casino là con la banca, ecco, e allora hanno truffato a cittadini quasi di Ese, Dio caro. Porca miseria. Grazie Mirella, grazie anche della telefonata, sono le testimonianze dirette che fanno le persone, ecco, bisogna stare molto attenti, ve lo dico sempre, attenzione, non fidatevi di andare da soli, se non siete in grado fatevi accompagnare, perché ormai girare da soli e non firmate niente. Allora professore, terminiamo, prego. Allora, stavo dicendo che quindi adesso è un po' complicato spiegare come avviene questo meccanismo, però sicuramente la vita si differenzia dalla materia inanimata perché ha una sua libertà intrinseca legata al self. Quindi questo self, l'inizio di questo self lo possiamo vedere addirittura nei microrganismi, nei batteri. Il batterio stesso ha una sua identità, un suo self. Poi più avanti abbiamo definito la parola self all'interno della psicologia, della sociologia, quindi la parola self la conosciamo oggi dalla psicologia, per cui sembra che sia una prerogativa solo umana, ma in realtà il self alla radice è una entità che si forma, come dicevo, da aspetti un po' complicati da spiegare adesso, sarebbero le strutture dissipative, ma un giorno ne parlerò meglio, e che caratterizza proprio la differenza tra la vita rispetto alla materia inanimata. Allora, in questo libro noi trattiamo tutto questo aspetto, partendo dalla base biofisica, chimica, fino ad arrivare all'origine dell'uomo. Ovviamente è un percorso molto originale che adesso noi abbiamo anche postato sulla Scienza Ufficiale. Questo è un testo monografico in italiano, un po' divulgativo, ma sulla Scienza Ufficiale abbiamo delle pubblicazioni in cui affrontiamo questo tema proprio dal punto di vista scientifico. Quello che posso dire adesso per concludere è che le due realtà importanti da trattare nella Scienza Ufficiale, e non sono molto ben trattate, sono l'informazione e l'acqua. E in effetti noi sappiamo che l'acqua è importante per la vita. In questo testo spieghiamo, in altre pubblicazioni scientifiche, spieghiamo qual è il ruolo reale dell'acqua nella formazione della vita e quale sia il ruolo reale dell'informazione. L'informazione non è un dato fisso, ma è una dinamica che si cambia con il contesto che abbiamo intorno. E quindi una volta che noi abbiamo intrapreso questa strada, questo modello, si sono rivoluzionati molti parametri e molte convinzioni che c'erano nella Scienza Ufficiale. Noi speriamo che questo tipo di nuovo linguaggio, di nuovo modello, sia sempre più compreso nella Scienza Ufficiale e cambi anche l'impostazione che noi abbiamo della vita. Qual è l'impostazione che abbiamo oggi? Che condiziona molto anche la vita degli uomini, delle persone. Abbiamo un'impostazione meccanicistica, cioè come se noi fossimo delle macchine. Ovviamente se noi veniamo considerate delle macchine dal punto di vista della Scienza Ufficiale, della filosofia della scienza, è chiaro che noi possiamo essere comandati a bacchetta dal potere. Questo insomma un po' per collegarmi con i colleghi. Molto chiaro, professore, la ringrazio anche di far capire anche l'importanza di stare molto attenti a quello che si ascolta, le parole che ha detto il professor Chirumbolo. Andiamo a vedere questo funerale del risparmio e poi salutiamo i nostri ospiti. Patrizio Minetello, appena finita questa manifestazione, qui da Treviso parte un'associazione nazionale. Un comitato, praticamente noi andremo a riunire tutte le associazioni, quelle diciamo storiche che hanno combattuto, quelle che stanno arrivando nuove, perché il problema della tutela del risparmio, dei risparmiatori, perché il risparmio teoricamente è tutelato, ma a favore delle banche e degli istituti diciamo assicurativi. Quindi noi vogliamo la tutela dei risparmiatori
intanto vittime, ma anche una legge che faccia dormire sogni tranquilli le persone che si fidano giustamente di una banca o di un'assicurazione. E questo, diciamo, fidarsi, la fiducia che è stata persa con la sentenza Zonin è stata ancora persa di più, perché questo è un incentivo a far peggio per le banche. Ecco, allora oltre a questo comitato avete già pensato a una manifestazione di nuovo a Roma? Sì, adesso organizzeremo, perché noi abbiamo bisogno di ovviamente tanta gente a Roma. Qui a Treviso abbiamo avuto purtroppo tante disdette di persone che non potevano venire, eccetera, perché la vecchiaia avanza, abbiamo molti, diciamo, diversamente giovani, e quindi ovviamente quello che faremo a Roma sarà molto incisivo, perché tutto quello che abbiamo chiesto qua lo chiederemo a Roma, anzi sinceramente lo abbiamo già mandato al Presidente della Commissione Banche, che ovviamente sta già indirizzando la Commissione a guardare anche al passato. Allora, avevo sentito un termine molto familiare a Mirella. Prego, Miatello, come commentiamo? Perché diversamente giovani è qualcosa che ho copiato da Mirella. Io commento, no, mi piaceva il discorso che ha fatto il professore, è molto interessante, perché io ho qualcosa dentro di me su quello che riguarda l'intelligenza artificiale, che io ritengo che sia deficienza artificiale, perché quello che lei ha espresso nel suo discorso è qualcosa che è molto interessante, che ci rende unici, irripetibili, e la nostra, ognuno di noi non può mettersi con l'intelligenza artificiale e pensare di ottenere chissà quale risultato. Il risultato sono sempre dentro di noi, la conoscenza, l'inventiva, la pazzia, la follia, perché se qualcuno, come è successo nel 2016, diceva non farete mai niente, non succederà mai niente, noi abbiamo dimostrato in pochi che siamo riusciti a portare a casa 1.300 milioni alla povera gente, e che da una esposizione infernale di suicidi si è bloccato, perché con quei soldi la gente ha pensato a non suicidarsi. A parte che questa è la situazione. Allora è vero, sarà difficile, sarà una strada, però è una battaglia che va fatta. Cioè noi possiamo cambiare le cose se vogliamo, noi per primi. Non è niente vero che qualcuno ce lo può impedire, sì, ma se siamo in tanti a volere dei cambiamenti sui diritti, possiamo farlo, e noi lo abbiamo dimostrato con poco, però abbiamo iniziato, cosa che nessuno aveva mai fatto, perché la cosa vera è che è il primo fondo a livello mondiale che ha indennizzato dei risparmiatori truffati. Ecco, il problema è che noi non ci accontentiamo di quello, vogliamo il 100% con gli interessi. Allora, vediamo anche le foto dei libri che ha portato il professor Chirumbolo, per far capire anche l'importanza della scienza e della conoscenza, che è fondamentale. Ecco, questi libri che possono anche aprire la mente. Certo che però, Mirella, alla fine di tutta questa conversazione che abbiamo fatto, specialmente con Miatello, mi viene in mente un proverbio, una cosa che diciamo noi: che ha avuto, che ha dato. Ecco, io vorrei che la politica ritornasse a fare la parte che dovrebbe fare, che è difendere le fragilità, ecco, risarcire chi ha subito il danno e non premiare quelli che invece, ecco, mettono in atto queste azioni delinquenziali nel rispetto legale, perché tutto legale, poi la colpa è sempre di quello che ha firmato. Non dovevi firmare, non dovevi fidarti, hai firmato, hai dato, e perciò adesso paghi le conseguenze. Io ringrazio. Prego. Sì, se posso aggiungere una cosa, allora volevo collegarmi con il collega su quello che ha detto poco fa, sulla questione della libertà. Io sono assolutamente d'accordo con lui. Se si ricorda,
avevo fatto un intervento con il professore Mondino proprio sull'intelligenza artificiale di recente, e sono d'accordo con lui sul fatto che l'intelligenza artificiale non potrà mai sopperire o vicariare l'umano. Basta professore, non ce la faccio più, grazie ai miei ospiti, devo andare assolutamente con la ricetta e la proposta di Mirella, grazie. Buongiorno a voi. Oggi andiamo a presentarvi un risottino alla parmigiana con una dadolata di zucca alla ferrarese. Per questo ingrediente abbiamo bisogno del riso, del vialone nano del superfino, un po' di burro, della zucca tagliata a cubetti e saltata in padella, della cipolla come base, un po' di parmigiano a scaglie per la decorazione e grattugiato per mantecare il riso, un po' di latte, dell'olio e chiaramente la nostra zucca che andremo a tagliare. Allora, noi abbiamo già preparato dei pezzettini di zucca pulita, andiamo a tagliarla a dadini piccolini, dopodiché questa zucca la salteremo in padella con uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, 2 minuti proprio, il tempo che si rosoli esternamente, e la lasceremo in parte per aggiungerla poi al riso in ultima. Quando abbiamo fatto questo iniziamo a tostare il riso. Prendiamo una pentola, ci mettiamo 2 fiocchetti di burro e iniziamo a tostare il riso a fuoco vivace per un minutino e mezzo, il tempo che il riso si scaldi. Quando il riso si è ben scaldato iniziamo a bagnarlo con un bel mestolino di brodo che nel frattempo avremmo tenuto in caldo. Questo serve a far sì che l'amido contenuto nel riso poi svolga un effetto di aggregazione alla fine quando andremo a mantecare il riso. Ecco, siamo arrivati quasi al termine della cottura e abbiamo alternato il brodo con un goccio di latte, in modo che già il riso diventa cremoso per la percentuale di grasso che contiene il latte. Ora, a 2/3 di cottura, aggiungiamo la zucca che abbiamo saltato precedentemente in padella, poi ci aggiungiamo il nostro parmigiano, non molto in questo istante, solamente un po' per permetterci di ottenere il giusto sapore e non sbagliare con il sale alla fine quando andremo ad assaggiare il tutto. Ecco, adesso veniamo da voi. Ecco, a questo punto siamo fuori dal fuoco e possiamo mantecare il risotto. Per mantecare il risotto ci aggiungiamo ancora una noce di burro, ancora un pochino di formaggio, se ce n'è bisogno aggiungiamo un altro goccio di latte o brodo a seconda di quello che preferite ed andiamo a mantecare il risotto. Per mantecare il risotto abbiamo 2 possibilità: o lo giriamo velocemente con il mestolino di legno o andiamo a farlo saltare, chiaramente sporcando tutta la cucina. Quando il burro si è sciolto ed è diventato cremoso il riso, lo versiamo nel nostro piattino. Ecco qua, lo possiamo decorare con 2 scagliette di parmigiano e un rametto di rosmarino. Ecco voi.